Cari telespettatori, ben ritornati con noi, un appuntamento che riprendiamo periodicamente supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, e quindi sono diverse le questioni che riguardano il mondo dei pensionati, degli anziani, che devono essere affrontate con una certa urgenza. Non è che se non sentite parlare dei sindacati dei pensionati non stanno facendo niente, stanno macinando tanti progetti, tante iniziative, stanno facendo diverse anche attività molto importanti che sono propedeutiche poi a ottenere qualche risultato. Naturalmente governo compiacente, perché non sempre vengono ascoltati. Periodicamente noi vi aggiorniamo di quelle che sono le iniziative che hanno una certa puntualità o determinate scadenze, non da ultimo ricordandovi che quest'anno, anche questa volta, non vi arriveranno a casa le cosiddette buste paga dei pensionati. Su questo aspetto, per il quale alcuni di voi ci hanno chiamato allarmati, è già successo l'anno scorso, dovete muovervi per tempo, non pensate che comunque non arrivano, non c'è nessun tipo di speranza. Ne parliamo con i nostri ospiti, insieme anche ad altri argomenti estremamente interessanti e provocatori. Quindi ben ritornata qui con noi Maria Pistorello del Dipartimento Previdenza dello SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Daniele Tronco, segretario regionale SPI-CGIL, responsabile organizzativo. Buongiorno. Sempre del Veneto, grazie anche a lei. Ed è bellissimo l'hashtag che avete lanciato, che è il titolo della nostra trasmissione, vorrei fosse anche il titolo di altre trasmissioni quando affrontiamo certi temi. Non stiamo sereni, perché stiamo sereni un po', quello che sta sereno è quello, il monito che ha dato Renzi a Letta, e quindi è diventata un po' una battuta per dire sta sereno, che poi ti arriva invece la zappata sulla testa, e gli anziani rispondono, i pensionati dello SPI-CGIL rispondono no, non stiamo per niente sereni, perché non sappiamo cosa dobbiamo aspettarci. Ma non solo, per esempio l'aumento di 80 euro eccetera, 80 euro poi da vedere le varie modulazioni, dati che verranno dati in busta paga, i pensionati non si trovano assolutamente nulla. Insomma, ci sono tante questioni in sospeso. Daniele Tronco, vediamo di incominciare un po' con questa provocazione, che poi fa parte anche di una serie di iniziative congiunte, no? Unitarie. Sì, abbiamo nazionalmente condiviso una serie di iniziative sotto l'hashtag Non stiamo sereni. Spieghi cos'è l'hashtag ai nostri pensionati? Sì, no, è una modalità di Twitter, dei social network, di comunicare. Tra l'altro noi abbiamo un hashtag anche Veneto che si può visitare, che è appunto hashtag SPI-CGIL Veneto. Perfetto. Che digitando su Twitter questo si entra in un'area di discussione dove si può dare il contributo, si può portare, le regole sono 140 caratteri, quindi deve essere una comunicazione veloce, ma è un modo per comunicare con la società, in modo particolare con gli anziani. Stando a casa, senza doversi muovere. Senza particolari, diciamo, difficoltà, insomma. Questa è un'iniziativa unitaria organizzata dallo SPI-CGIL, dalla FNP della CISL e dalla UIL Pensionati a livello nazionale, perché diciamo, sta dentro un pacchetto di iniziative, di mobilitazioni che da mesi stiamo effettuando. Abbiamo anche realizzato recentemente presidi a Roma davanti al Parlamento, davanti alla sede del Consiglio dei Ministri, per, come dire, sollecitare un tema che per noi diventa centrale, che è la difesa del reddito dei pensionati. Cioè noi abbiamo solo quest'anno realizzato un recupero dell'adeguamento delle prestazioni, dei trattamenti pensionistici per i pensionati fino a un certo limite di reddito, ancora insufficiente perché, come sapete, con le varie ultimi provvedimenti di politica finanziaria dei vari governi c'era stato il blocco dell'adeguamento delle pensioni dei pensionati. Il blocco che è servito sostanzialmente per fare cassa, perché è evidente che se tu blocchi la rivalutazione delle pensioni realizzi una cassa immediatamente disponibile, ma questo creando una situazione di particolare disagio, soprattutto per i pensionati più a basso reddito. Ovviamente
bisogna anche ricordare che nelle varie discussioni che si erano fatte prima con il governo Letta, anche successivamente con vari esponenti del mondo politico, noi avevamo raggiunto, diciamo, un'intesa, un'idea che si sbloccasse questa situazione, che in parte, ho detto, si è verificata con questo sblocco fino a 3 volte il trattamento minimo dei trattamenti. Adesso non è questo l'argomento di oggi, insomma, comunque certo, non per fare il punto della situazione. C'era anche introdotto l'elemento che questo famoso aumento degli 80 euro riguardasse anche una parte dei pensionati, come riguarderà una parte dei lavoratori, perché gli 80 euro verranno dati fino a un certo limite di reddito e superato un altro limite di reddito questo non viene erogato, è stata fatta una distinzione. E diciamo che noi abbiamo insistito molto, poi alla fine, quando abbiamo visto la trasformazione, o lo stiamo vedendo la trasformazione, che peraltro avviene in questi giorni, definitiva, del decreto, i pensionati sono esclusi. Quindi noi non stiamo affatto sereni, come dice il nostro hashtag, cioè noi siamo molto arrabbiati perché pensiamo che questo è un argomento che deve essere affrontato dai decisori politici, perché si accompagna a una serie di altri provvedimenti che poi avremo anche modo, se si ha la possibilità poi di mostrare la cartolina che stiamo utilizzando. Vediamo la cartellina, non stiamo sereni, come va a articolarsi. Adesso tra un po' la vediamo anche a video. Sì, cioè noi abbiamo realizzato una modalità di una raccolta di firme che peraltro poi vedremo in tutte le province del Veneto, perché poi abbiamo articolato questa che abbiamo detto essere una campagna nazionale. Noi pensiamo di raccogliere 2 milioni di cartoline da consegnare al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sono queste che stiamo vedendo prima della discussione parlamentare, cioè attorno al 15-16 di maggio, e lo stiamo facendo con centinaia di gazebi, di iniziative che stiamo realizzando in tutta la regione, in tutte le province. Poi, ripeto, vi daremo anche un calendario un po' più articolato provincia per provincia, ma come vedete dalla cartolina gli obiettivi che ci poniamo non sono solo legati a trovare una soluzione anche per i pensionati della riduzione delle tasse, perché sostanzialmente è questo. Ricordo che abbiamo il tema grandissimo degli incapienti, cioè le persone che hanno il più basso reddito, e noi abbiamo tra i pensionati qualche milione di persone che non raggiungono nemmeno il limite di reddito per fare una dichiarazione fiscale, adesso semplifico, insomma, perché hanno meno degli 8.000 euro di reddito e che non solo hanno questo scarso reddito, ma comunque non possono vedere benefici di natura fiscale. Quindi abbiamo anche il tema degli incapienti che riguarda non solo i pensionati ma anche parti importanti della società, che molte volte ci dimentichiamo, perché in questa società esistono anche i poveri, e dovremmo fare anche che sono poveri che lavorano o che hanno trattamenti pensionistici minimi, ma che per il fatto che sono poveri penso non sia affatto giusto discriminarli in questa fase, perché poi se dobbiamo fare politiche di sviluppo del reddito, perché si tratta di questo, di cercare di incentivare il reddito per incentivare anche i consumi a questi soggetti, è veramente una discriminazione odiosa che secondo noi non ha motivazione, quindi siamo molto arrabbiati, e assieme a questo abbiamo messo nelle nostre richieste che faremo appunto al Presidente del Consiglio, al Governo, chiediamo di affrontare il tema della non autosufficienza, del welfare pubblico e solidale, perché noi difendiamo un'idea di welfare, cioè di tutele sociali pubbliche, perché vediamo che c'è un scivolamento verso la privatizzazione anche di questa parte di tutela pubblica. Insomma,
chiediamo lavoro e sviluppo, perché i pensionati sono fortemente interessati a politiche che incentivino lo sviluppo. Ricordo che senza lavoro non c'è nemmeno pensione, E tra l'altro perché il tema dell'equilibrio tra gente, tra persone che lavorano e persone che percepiscono la pensione è uno stretto legame, quindi i pensionati non è vero, ed è profondamente ingiusto mettere in contraddizione il pensionato al lavoratore dipendente, che invece c'è un rapporto economico e solidale che va sicuramente sviluppato. Quindi i pensionati, non a caso, il primo obiettivo è lavoro, sviluppo e occupazione, che è la base principale per sostenere il welfare e quindi anche i trattamenti pensionistici. Tra l'altro la prima preoccupazione, questo l'avete sottolineato più volte anche nei vostri comunicati, dei pensionati, dalla ricerca che avete condotto, è quella non tanto della pensione ma del lavoro, cioè il problema è che non ci sia lavoro per i giovani, certo, perché si trovano un carico familiare aumentato, perché è ovvio che la famiglia si appoggia. Sì, c'è anche questo tema. Se noi andiamo a chiedere oggi a un pensionato in qualsiasi incontro pubblico, di discussione pubblica, ma anche se andiamo al mercato, voglio dire, certo, è chiaro che il pensionato pone il tema del lavoro sostanzialmente per due ordini motivi. Uno, l'ha detto lei, è il tema che oggi il più grande ammortizzatore sociale lo fa in famiglia il pensionato, perché in molte situazioni è il reddito dei genitori che alimenta il reddito familiare. Quanti pensionati contribuiscono a sostenere le famiglie in crisi con questo numero molto alto di disoccupazione o di mobilità o di riduzione del reddito, ma anche perché il pensionato sa, ricordiamoci che la stragrande maggioranza dei pensionati ha lavorato 40 anni, perché se diciamo qui c'è gente che gioca attorno a questi, cioè dobbiamo sapere che il blocco maggiore dei pensionati, la stragrande maggioranza dei pensionati, la pensione se l'è costruita con 40, 42, 45 anni di lavoro. Assolutamente. E poi, chiaro, ci sono anche esempi per il passato, in anni che noi, negli anni passati abbiamo avuto anche elementi. Noi non a caso mettiamo lotta agli sprechi e ai privilegi, perché per noi non è quello il punto. Noi non sentirà mai a sostenere una situazione di privilegi o di disuguaglianza, perché per noi vale una regola. Quindi il pensionato che ha vissuto di lavoro sa benissimo che la sua pensione, essendo il nostro un sistema a ripartizione, il sistema previdenziale pubblico fondamentalmente è un sistema a ripartizione, cioè chi lavora paga i contributi che poi servono per pagare le pensioni e così via. Certo, c'è una ruota che va, e tutti gli studi dicono che il sistema italiano è uno tra i sistemi più efficienti al mondo. Non era necessario le forzature della Fornero, tanto per parlarci chiaro, perché abbiamo detto prima che la Fornero ha fatto queste operazioni non perché fossero finalizzate al tema dell'equilibrio pensionistico, perché noi sappiamo che tutti i governi che hanno fatto studi sul sistema pensionistico dicevano che casomai la gobba, la mitica gobba, si presentava a partire dal 2035, quindi era un tempo lungo che ci consentiva ma allora perché? Cioè, che spiegazione c'è a questo intervento che è stato Quello per fare devastante? cassa. Quello È della stato Fornero devastante. sì, è stato proprio un'operazione per fare cassa e oltretutto un'operazione verso persone che non si potevano difendere, perché i pensionati come sempre, non verso hanno i la più possibilità deboli. di contrattare, esatto, e quindi è stata un'operazione secondo noi indegna per fare cassa, ed è stato fatto cassa anche in maniera massiccia. Però tornando alla nostra invece iniziativa, no, con la cartolina da firmare, che i nostri pensionati e le nostre pensionate troveranno in tutte le sedi dello SPI CGIL in tutto il territorio, bravo, o troveranno anche nei gazebi, ma dopo Daniele dirà meglio anche dove abbiamo già deciso, esatto, di fare proprio dei presidi per raccogliere la firma dei nostri pensionati.
Perché in questo modo qua noi facciamo presente che il dato che ho portato anche qui io parecchie volte qual è? Quello che negli ultimi 15 anni le pensioni hanno perso il 30% del loro potere d'acquisto, significa che si sono depauperate, no? Nel loro valore. Daniele lo ricordava bene prima quando diceva che comunque sono frutto, e su questo è insindacabile il fatto che la maggioranza delle pensioni sono frutto di versamenti versati per tantissimi anni da parte dei lavoratori. Ora il provvedimento che ha fatto il governo, un provvedimento sicuramente apprezzabile, ben vengano questi 80 euro ai lavoratori, però a noi ci ha indignato perché non ha preso assolutamente in considerazione i pensionati, il fatto che comunque sia una parte di pensionati non può più usufruire di quella che era la pensione, il valore della pensione nel momento in cui sono stati messi a riposo. Ed è per questa insomma l'iniziativa che stiamo portando avanti. 2 milioni di cartoline volete raccogliere? 2 milioni di cartoline in tutta Italia che porteremo poi al Presidente del Consiglio, il quale da alcuni articoli letti i giorni scorsi pare che la partita non sia chiusa, ma noi sappiamo bene che no. Per riprendere l'hashtag non stiamo sereni, noi non stiamo sereni minimamente, nel senso che adesso terremo alta la discussione su questo argomento proprio perché vogliamo che i pensionati siano nei pensieri e nell'agenda di questo governo. Chiarissimo, un attimo che c'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora, prego. Buongiorno, sono Nadia e parlo da Padova. Aspetti che abbasso la televisione. Ecco, io vorrei parlare al dirigente delle pensioni se sa di questa cosa che io ho già parlato in altre televisioni senza mai avere avuto una Signora, se è la solita questione, no, io la interrompo subito, ce l'ha posta 20.000 volte anche noi, le la pone a tutte le televisioni, ha sempre avuto delle risposte. No, ascolti. Guardi, la riponga, però è l'ultima volta che lo fa, glielo dico perché tutte le televisioni sanno che lei fa sempre questa domanda qui. La dica e vediamo se può ottenere la risposta, ma è sempre la stessa, provi a dirla, avanti, se vuole. Signora, non posso commentare quello che no, lei ma signora dice. fa sempre questa domanda, è da 10 anni che fa questa domanda. Io ho al sindacato che dice dei diritti dei pensionati. Ma il sindacato ha cercato di tutelare i suoi diritti, l'ha già risposto. Non ho mai cercato perché risposte non ne ho avute, se no mi avrebbero mandato per iscritto. Va bene, faccia la domanda, sintetica, faccia la domanda. Io ho un reddito di pensione di 2.343 euro perché faccio cumulo col marito. E dopo ho 534 euro perché ho la casa, perché a mezzogiorno mangio una pietra. Tale reddito la porta a non essere più fiscalmente a carico di suo marito per aver superato di 32 euro complessivi annui pari a 2,67 euro mensili. L'importo previsto dalla normativa vigente perché il coniuge possa avere diritto alla detrazione relativa che nel suo caso, stante al reddito di suo marito, ammonterebbe 690 euro annui che diviso in 12 mesi sono 57,50 euro. Il sindacato, se a me hanno aumentato 2 euro di pensione al mese e ne tolgono 60 a mio marito, il sindacato cosa ha fatto per i pensionati? E un'altra cosa volevo, se mi rispondete, le pensioni agli extracomunitari, al babbo e la mamma che hanno qui i loro figli che vengono dal Marocco, dalla Tunisia e hanno 400-500 euro al mese perché dicono di essere poveri e a noi non danno i nostri diritti perché ci fa cumulo al marito. In che posizione è il sindacato a tutela dei pensionati? Perché loro dovrebbero tutelare e fare delle cose importanti e darci delle risposte, non che lei, gentile signora, dica io l'ho detto, ma se non ho risposte è chiaro che al silenzio di questa gente strapagata che non fa niente è chiaro che noi siamo disgustati. Va bene. Possono darmi una risposta? Sentiamo. Vi ringrazio e ringrazio il dottor Kassel di quello che sta facendo per noi, che può parlare anche tramite lei. Grazie. Grazie signora del suo intervento, prego. Sì, allora intanto bisognerebbe dire che proprio perché siamo in un sistema a ripartizione
bisognerebbe ricordare alla signora che molti lavoratori immigrati stanno alimentando il sistema di contribuzione, che poi ne godranno quando andranno in pensione. Quindi noi abbiamo un fenomeno che è un fenomeno che si registra economicamente. Chi fa studi sui dinamiche previdenziali vede che il sistema dell'immigrazione regolare, cioè quella che è registrata, che paga i contributi, che lavorano regolarmente, alimenta il sistema. Forse la signora fa riferimento a quelli giovani, che arrivano adesso, che sono non giovani. lavorano. Certo, poi ci sono alcuni fenomeni diciamo, che si introducono anche per effetto che la nostra è una società che mette la testa sotto la sabbia e non regola bene il tema dei flussi, il tema della presenza. Bisogna dire che far carico al sindacato delle politiche fiscali è un esercizio, diciamo, che strumentalizza, perché noi chiediamo e stiamo anche in questa iniziativa sostenendo esattamente il contrario. Noi siamo per la riduzione della pressione fiscale nei redditi, che dobbiamo riequilibrare questa pressione fiscale, perché abbiamo soggetti che in questa società non pagano equamente, mentre godono dei sistemi di tutela sociale, del welfare pubblico, ma poi dentro i meccanismi di natura fiscale ci sono vari provvedimenti che nel corso degli anni si sono costruiti, tipo questa del cumulo. Sì, adesso la Maria, che è esperta dei temi previdenziali, esatto, può entrare più nello specifico, però ricordiamoci che non è con l'egoismo e con la separatezza che risolviamo i problemi, bisogna avere un'idea solidale della società. Esatto. Perché se poi noi pensiamo che di accusare gli altri di essere strapagati, quando bisognerebbe informarsi, perché la signora prende molto più di quello che prendo io al mese, tanto per essere chiari, non metterla sul personale. Poi, io non so a chi si riferisce, non voglio entrare in polemica. No, ma c'è un po' l'idea che chiunque rivesta un certo ruolo, chissà quanti soldi prenda. Do la parola. Andiamo in pubblicità, così abbiamo più tempo, sennò siamo con l'acqua alla gola. Rispondiamo anche alla signora nel caso specifico, che comunque non ha un reddito basso, perché 2.000 e rotti euro in una coppia di pensionati, insomma. Comunque sia. No, ma mi rendo conto che c'è una percentuale, a volte la cosa che dà molto fastidio anche ai pensionati, è come il discorso del soglie del ticket. Hai un reddito annuo che magari per poche decine di euro va fuori, già anche a volte per i 30 euro, e devi pagare il ticket. Tanti interventi abbiamo avuto anche a questo proposito, anche da diverse signore, ed è vero, questo è una cosa che fa malissimo, come anche al lavoratore che dice magari per 50 euro non prendo il bonus del bonus di 80. Ma c'è sempre allora chi è fuori di 50 euro, ed è una roba drammatica. Allora lo togliamo purtroppo per tutti, la legge è questa. Meglio. Che cosa ha fatto il sindacato? La risposta dopo la pubblicità, tra poco.